Un pallone di calcio professionale per i ragazzi e le ragazze che giocano a calcio nell'oratorio della parrocchia del Sacro Cuore di Licata è stato donato. Si tratta di un pallone della Federazione Italiana Gioco Calcio che il presidente della sezione di Agrigento, Angelo Caramanno, ha donato al professore Pila, sociologo e docente dell'Università di Messina, licatese, componente del comitato della commissione che si occupa del progetto Uniti contro la violenza per un calcio migliore, un organismo voluto dal presidente regionale della FIGC, Sandro Morgana, per prevenire fenomeni di violenza e razzismo negli stadi. Quando il presidente Caramanno mi ha donato questo pallone ho subito pensato di consegnarlo a un oratorio della provincia e così ho deciso di mettermi in contatto con il parroco della chiesa del Sacro Cuore di Licata, Don Pino Agozzino, che ha accolto con gioia la mia proposta. Domenica il professore Pila ha incontrato Don Pino Agozzino, l'allenatore Giacomo Sabini, i ragazzi e le ragazze che giocano a calcio in parrocchia, quelli che frequentano i corsi per la prima comunione, la cresima e i rappresentanti delle comunità Mascia, rappresentate dal delegato di zona Bilotto e dal magister commissario Bulone, le catechiste e gli educatori. È un piccolo gesto, ha dichiarato il sociologo Pila, al termine dell'evento, che ha un grande significato simbolico: educare le nuove generazioni al valore dello sport e del rispetto dell'altro, di qualunque colore esso sia. Ha seguito l'intervento di Don Pino Agozzino. Siamo impegnati quotidianamente con i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che credono nei valori cristiani. Grazie al lavoro di tutti i volontari in parrocchia le vediamo crescere più forti e solidari. Ho voluto che il professore Pila incontrasse tutti loro per fare passare questo messaggio di fratellanza racchiuso in quel pallone che da oggi è della nostra parrocchia. Allora, niente ragazzi, questo pallone è un pallone importante, vedete che c'è lo stemma dell'Italia e c'è lo stemma della FIGC. Questo è un pallone che mi è stato regalato perché io faccio parte di una commissione che si occupa di combattere la violenza nello sport, negli stadi. Quindi è importantissimo, questo pallone significa che voi quando giocate dovete essere più buoni e rispettare sempre l'avversario e rispettare i vostri compagni. Quindi il messaggio di questo pallone è molto chiaro, ok? Quindi a me l'hanno regalato, io l'ho regalato ai ragazzi dell'oratorio, l'ho consegnato a Don Pino e ci potete giocare voi, ma è un pallone da professionisti, quindi quando segnate è come se foste i giocatori di Serie A.